Mentre a Roma si discute, Sagunto viene spugnata, un detto latino che ben si attaglia all'attuale situazione nell'isola. E così, mentre i partiti discutono e litigano in vista delle elezioni regionali, la Sicilia vive uno dei periodi storici più critici. A testimoniarlo l'ultima indagine dell'Istat, che assegna alla Sicilia il record di posti di lavoro persi in un anno, ben 35.000. Una fotografia drammatica e allarmante, quella scattata dall'Istituto di ricerca, secondo cui i siciliani sono i più disoccupati della nazione. Il tasso sfiora ormai quasi il 20%. Un esercito che potrebbe aumentare, nelle cui file potrebbero trovare posto anche le migliaia di lavoratori delle imprese che attendono di essere pagate dalla Regione. Fornitori che da un anno attendono di essere pagati e che dovranno ulteriormente attendere, dopo lo stop imposto dall'assessore regionale all'economia Gaetano Armao, che ha deciso di stornare oltre 1 miliardo di euro a favore di altri settori. Una manovra, si è giustificato l'esponente di governo, necessaria per garantire gli stipendi al personale, ai forestari, avviare i corsi di formazione e non sforare il patto di stabilità. Ma alle imprese siciliane, che erano ormai pronte ad essere liquidate dalla banca, la decisione di Palazzo d'Orleans non è proprio andata giù. Il mondo imprenditoriale punta il dito contro la solita discriminazione tra chi lavora nel pubblico ed il lavoratore privato che presta servizi alla pubblica amministrazione. Si dice pronta ad una class action con Fartigianato Sicilia, che fa i conti del disastro al quale vanno incontro molte delle 15.000 aziende associate, pronta ad inoltrare un decreto ingiuntivo alla Regione. In rivolta anche Confindustria, che lamenta l'assenza di interlocutori per le imprese nel governo lombardo. Dura lance secondo cui l'edilizia è il settore che ha pagato il prezzo più alto alla crisi, con almeno 40.000 licenziamenti diretti e 30.000 nell'indotto. Sono altri, a parere dell'associazione, i settori del bilancio regionale dai quali trarre le necessarie risorse per far fronte alle emergenze, a partire dai privilegi della stessa politica e dagli innumerevoli sprechi della pubblica amministrazione.